Sportisili, amici di Lo Calcio, ben trovati In questo nuovo appuntamento con Lo Calcio, la extended version. Ogni volta mi metto per dirlo in inglese, stavolta l'ho fatto. Bentrovati a tutti voi che ci state guardando. Oggi un inserto molto rapido, purtroppo, relativo alla Serie D, all'11ª giornata, che però è stata ricca di eventi importanti. È cambiata di nuovo la capolista, ormai credo la quinta giornata consecutiva in cui cambia la classifica, soprattutto per quel che riguarda le prime quattro posizioni. Adesso in testa c'è di nuovo da sola la Scafatese, che ha avuto la meglio sulla San Cataldese. Non ha giocato invece la Vibonese da Cirreale a causa del rinvio richiesto dal sindaco della città etnea per via dell'allerta meteo, della situazione idrogeologica sicuramente non adatta per una partita di calcio. Ha pareggiato il Siracusa nel derby di Favara e quindi ha perso l'opportunità per mettersi in testa da solo, in attesa ovviamente di Vibonese a Cireale, che ricordo si giocherà il 20 novembre, quindi anche se non li vedrete nella classifica in grafica, troveremo degli asterischi. Prima di tutto consentitemi, come di consueto, di ricordarvi gli appuntamenti con la pagina Facebook da seguire, così come iscrivervi all'account YouTube Sportisili TV. Siamo quasi a 7000 iscritti, un altro piccolo traguardo. Naturalmente mettete mi piace alla diretta, seguiteci e iscrivetevi al canale se non lo fate ancora. È veramente qualcosa di piccolo per voi, ma di molto importante per noi che lavoriamo a questa realtà, a questo progetto. Ricordatevi anche di seguirci su Instagram, su X, su TikTok e ultimo ma non ultimo il sito www.sportisili.it, che è la casa dello sport siciliano a 360 gradi. Saluto Salvo Geraci in regia e lo coinvolgo subito. Lo invito a mostrare i risultati maturati nelle gare giocate ieri dell'11ª giornata del campionato di Serie D Girone I. Li vado a leggere anch'io con calma, ricordandovi ancora una volta che la partita tra Acireale e Vibonese è stata rimandata il 20 di novembre, poi Castrum Favara Siracusa 1-1, Enna Paternò è terminata sul risultato di 0-0, 3-0 per la Scafatese ai danni della San Cataldese, 1-1 nel derby tra Licata e Akragas, 1-0 per l'Igea Virtus contro il Locri, poi Regina Sambiase 1-1, Ragusa Pompei 0-0, Città di Santa Catanissa 3-1. Il tutto per una classifica che vede al momento tre squadre a quota 23 punti, ma la Scafatese è avanti in virtù anche di una migliore differenza reti, 23 dunque per Scafatese, Vibonese e Siracusa, poi a 21 la Regina, più staccate le altre, Sambiase 17, Castrum Favara e Paterno 16, Nuove Virtus 15, Città di Sant'Agata, Locri ed Enna 13, Nissa, San Cataldese e Licata 12, Pompei 11 punti, Ragusa 9, Arcireale 8 e infine Akragas a quota 7. Vi ricordo che in virtù di quanto è accaduto, o meglio non è accaduto ieri, Vibonese e Acireale hanno una partita in meno. Io direi di iniziare con il primo vagone, diciamo così, del treno dei servizi che proponiamo oggi con la partita tra Scafatese e San Cataldese. Scafatese che torna in testa, mentre la San Cataldese perde un'opzione importante per provare a salire la classifica. Andiamo a vedere le immagini prodotte dalla pagina ufficiale della Scafatese su Facebook, poi commentiamo proprio questa partita. Partiti, è iniziata Scafatese San Cataldese, giornata numero 11 del campionato di Serie D Gironi 2024-25. Subito lancio lungo nella zona di Tutino che scende palla al piede, prova a cercare monte aperto, però un rimpallo. Albadoro allora si può involare verso la porta da solo contro due, mantiene il possesso del pallone, allarga verso Samuele Neglia, attenzione, il cross al centro, Dolenti la fa sua. Dialogare con Alessio Esposito, poi il tocco verso Neglia in area di rigore, Neglia arriva prima però Dolenti che ci mette i guantoni, un brivido da Raffaele Vacca che si è girato col destro, ha provato a mettere in mezzo il colpo di testa di Neglia, pallone che termina fuori, ma la Scafatese sta alzando il baricentro. In verità la San Cataldese si è affacciata nella tre quarti offensiva. Verticalizzazione che adesso però c'è da quest'altro lato del campo, nella zona di Ciro Palmieri che porta il pallone sul sinistro. Palmieri va da Alessio Esposito all'interno dell'area, il pallone dietro, Albadoro.
di destro, non ha centrato lo specchio. Riesce ad andare via, ha spazio per crossare col destro, il cross sul secondo palo, forse troppo lungo, ma è alimentata l'azione offensiva della Scafatese con Alessio Esposito, poi il colpo di testa, attenzione, il cross al centro, ancora a lungo, non è finita, c'è stato anche un tocco della traversa probabilmente, il pallone però è terminato fuori. Il lancio lungo adesso di Ciamma all'interno dell'area di rigore, pallone messo fuori, poi il tiro di sinistro, attenzione c'è un tocco probabilmente con il braccio, ci arrivano infatti le proteste, non è dello stesso avviso però il direttore di gara. Raffaele Vacca prova a servire, Palmieri di testa! Il miracolo di Dolenti al minuto numero 30. Aliperta dalla bandierina, il cross, colpo di testa, anzi di ginocchio ed è il gol della Scafatese. È arrivato sul secondo palo Raffaele Vacca. La squadra di mister Fabiano che ha mantenuto per questa prima mezz'ora di gioco. Pallone recuperato da Pisciotta, poi Blades, si alza il pressing della Scafatese, ma ancora un'altra, l'ennesima verticalizzazione, il tocco di Markic, Becchi ci arriva prima di Catania. Ciro Palmieri prova a gestire il pallone, dall'altro lato c'è Raffaele Vacca che non riesce a mettere il pallone a terra, scusate si tratta di Diego Albadoro, il tocco dietro per Alessio Esposito, nuovamente Albadoro che prova il cross all'interno dell'area, Esposito all'interno dell'area di rigore, Esposito atterrato, calcio di rigore. Arriva il fischio, Albadoro di destro, rete! Il raddoppio della Scafatese con la quarta rete stagionale di Diego Albadoro che arriva in questo momento, iniziato il secondo tempo di Scafatese San Cataldese, le due squadre ritornano dagli spogliatoi sul punteggio di 2-0 in favore dei canarini. Prima di far battere il calcio d'angolo. Battuta che arriva in questo momento, Dolenti smanaccia Germano, poi prova a spazzare, non riescono nel loro intervento, allora Palmieri prova il destro, alto. Fa su il pallone, lo mette a terra, adesso 4 contro 3, Scafatese in superiorità, il tocco è per Neglia all'interno dell'area, Neglia supera il portiere, Neglia! Bellissimo il suo taglio, bellissimo il suo dribbling, tutto facile per il 3-0 della Scafatese. Ripartire in superiorità, adesso verticalizzazione nella zona di Fanguà che va a fare ancora su il pallone, va a fare ancora spallate, Fanguà entra in area di rigore, Fanguà la mette dietro, il pallone resta lì, poi c'è il tiro, pallone che va fuori, provvidenziale l'intervento di Tony Markic, riesce a servire Potenza, bellissima questa transizione della Scafatese, Potenza va ancora da Gagliardi, Gagliardi in area di rigore, Gagliardi di destro, ribattuto, Ciamma arriva e alza troppo la mira stavolta, che bella ripartenza della Scafatese, San Cataldese, ma il pallone recuperato dalla Scafatese che può partire ancora in superiorità numerica, attenzione Markic che va da Gagliardi, Gagliardi avrebbe anche Santarpia, Gagliardi prova a servire invece Foggia di sinistro e il miracolo di Dolenti, non è finita perché Gagliardi si proietta sul pallone, ma prima di lui c'è Blades. Foggia va a prendersi il pallone, l'arbitro non ha ancora il fischietto tra le labbra. Allora Foggia prova ad andare via, Foggia pallone sul destro, poi l'imbeccata per Potenza, ancora verso Foggia, anticipato anche Aliperta e arriva in questo momento il triplice fischio finale. Torniamo, scusate per il piccolo problemino, abbiamo visto i risultati di classifica dell'11ª giornata, qualche piccolo errore del quale ci scusiamo soprattutto in vetta. Abbiamo visto la Scafatese che è tornata a vincere, qualche piccola difficoltà nelle scorse giornate, ma potremmo dire che il peggio sembra essere passato in casa campana, piccolo incidente di percorso, terza
in trasferta per il Siracusa di Marco Turati, che dopo le sconfitte maturate in terra calabra fino ad ora contro Sambiase e Lopri pareggia un bellissimo derby contro il Castrum Favara che continua nel suo momento magico, un derby ripreso dalle nostre telecamere. Allora andiamo a vedere gli highlights di Castrum Favara Siracusa, gara terminata 1-1 e poi torniamo. Alla vigilia del campionato doveva essere Davide contro Golia, dopo 10 giornate invece è la sfida tra la rivelazione del campionato e una delle big che cerca di andarsi a prendere la vetta. Questa è Castrum Favara contro Siracusa in uno stadio Bruccoleri pieno in ogni ordine di posto, sia tra le file dei gialloblu di Infantino sia per gli azzurri guidati da Marco Turati, i quali vogliono approfittare dello stop forzato della Vibonese per mettersi in testa alla classifica. La partita inizia con gli ospiti che cercano di fare la partita qui con questo cross sul quale non arriva Maggio, ma non arriva nessuno. Poi la prima palla gol della partita per il Castrum Favara è questa corsa di Lapiana sul quale interviene il portiere Lumia. Dall'altra parte Siracusa che torna ad affacciarsi dalle parti di Scuffia, sempre con gli attacchi sulla destra dove agisce Longo, il quale prova a mettere in mezzo il pallone. L'anticipo è ai danni di Alma da parte di Scuffia in uscita bassa. Poi Castrum Favara che cerca di attaccare, in questo caso con Camilleri, conclusione debole e soprattutto fuori misura. Poi palla illuminante di A4, non riesce ad agganciare Camilleri, allora è ancora Alma che cerca di calciare col sinistro la parata di Scuffia, che difende bene il primo palo. Poi Castrum Favara che torna ad affacciarsi in avanti con questa palla messa in mezzo, diventa un tiro e viene respinta e poi bloccata da Giuseppe Lumia. Poi sugli sviluppi di una palla inattiva c'è un contatto in aria, il fallo di Joaquin Sus per l'arbitro, il signor Balducci di Empoli. Non ci sono dubbi, calcio di rigore e cartellino giallo dal dischetto. Si presenta sempre lui, sempre Sandro Baglione, ed è il vantaggio del Castrum Favara che sblocca la partita. L'esplosione del settore giallo-blu dello stadio Bruccoleri, che vede dunque la propria squadra andare in vantaggio sulle ali dell'entusiasmo, continua a creare ancora con Baglione il Castrum Favara con questa conclusione dal limite dell'area deviata in calcio d'angolo da Baldan. Si riaffaccia in avanti dopo aver attutito il colpo il Siracusa, conclusione di Longo da vicino che però non trova la porta. Poi insiste la squadra di Turati con questa occasione sulla sinistra, il cross di Alma, colpo di testa di Baldan, palla sopra la traversa e con questa occasione si va a chiudere il primo tempo sull'1-0 per il Castrum Favara. Passiamo alle immagini della ripresa ad opera del nostro Giuseppe Montalbano. Subito un'occasione per la squadra di casa con l'uncinata di Palma che si perde fuori, poi azione sulla sinistra da parte del Siracusa con la difesa del Castrum Favara che allontana, insiste con la discesa sulla destra del subentrato Puzzone il Siracusa, il colpo di testa di Maggio sul palo, poi arriva sulla respinta la giocata di Maico Candiano che pareggia all'inizio del secondo tempo e 1-1 il Bruccoleri zittito. Il pubblico di casa, esultano invece i supporters azzurri perché la squadra di Turati si è rimessa in carreggiata, si è rimessa quantomeno in parità. Poi dall'altra parte prova a reagire subito il Castrum Favara con l'azione insistita da parte di Mattia Palma, tiro deviato sul quale interviene senza grossi problemi Lumia. Insistono gli Aretusei con la corsa sulla sinistra da parte di Longo, una delle ultime azioni della sua partita, il cross sul quale non arriva Alma sul secondo palo e sfera che scorre a fondo campo. Poi nuova opportunità per il Castrum Favara con questo cross, in qualche modo prova ad intervenire Mudasiru e poi la conclusione di Palermo che viene a finire fuori e poi opportunità col sinistro dalla distanza per il Siracusa con la sfera che si perde abbondantemente a fondo campo. Qui contatto, Russotto Vaccaro protesta e non le manda a dire il numero 10 del Siracusa, ma anche questa l'ultima occasione della partita perché il signor Balducci fischia 3 volte. Bellissimo 1-1 tra Castrum Favara e Siracusa, qui l'abbraccio a fine gara tra i due allenatori Infantino e Turati, alla fine cenni distensivi da entrambe le parti, non felicissimi i giocatori del Siracusa per il pareggio
possono invece festeggiare. Quelli del Castrum Favara che mantiene l'imbattibilità interna, finisce 1-1, da Sportisile è tutto, alla prossima. Vai. Rientriamo dal Bruncoleri. Andiamo subito a vedere invece l'ultimo contributo video per questa sera, Stadio Fresina di Sant'Agata, per la vittoria appunto della squadra di casa che continua a correre, questa volta arresta la corsa della Nissa. Andiamo a vedere le immagini targate Wii Sport e poi torniamo per le conclusioni. Stadio Biagio Fresina di Sant'Agata si gioca all'11ª giornata del girone I di Serie D. I padroni di casa ospitano la Nissa in un match che mette in palio punti utili per consolidare le rispettive classifiche. Gli uomini di Mister Rashidi dopo un buon periodo sono incappati in un momento nero dal punto di vista dei risultati. Sono 3 le sconfitte consecutive per i tirrenici in cerca di riscatto. Di fronte invece ci sarà una Nissa che non perde da 4 giornate, reduce dal prestigioso 4-2 rifilato alla Scafatese. Dirige l'incontro il signor Pasquale Mozzillo di Reggio Emilia, coadiuvato agli assistenti Alessandro Pascolo e Laura Gasparini di Macerata. Grazie all'usino dell'immagine a cura di Adriano Lopresti passiamo a raccontarvi del film di questa sfida. Prima occasione di marca bianco scudata al 10° con Rotulo che si appoggia ad Agnello, arma il destro, spacca la traversa, si resta sullo 0-0. Nissa che passerà in vantaggio 9 minuti più tardi, cross dalla sinistra per la testa di Samache che stilla la sua seconda rete consecutiva e batte Impulsi per il vantaggio della compagine di mister Nicola Terranova. Ancora nisseni indomiti in questa prima frazione di gioco al Biagio Fresina di Sant'Agata. 3 minuti prima della mezz'ora, lancio di Rotolo per Samache che calcia bene, ma Impulsi compie un miracolo. 8 minuti prima del termine della prima frazione di gioco, la punizione di Catalano pesca la testa di Capomaggio che fa 1-1 per il Città di Sant'Agata. Dal primo tentativo trova la via della rete la compagine locale. Nella ripresa a 5 minuti arriva in campo le formazioni, cross di Zarrillo per l'inserimento del compagno, la sfera però non viene colpita a dovere. 53esimo, lancio illuminante parabolico di Catalano per Pussetto che mette giù la sfera e batte Cassano con un mancino chirurgico. 2-1. 68esimo, Manfredotti recupera la sfera in azione di pressing avanzato, fa tutto da solo Manfredotti, arma il destro e batte Cassano per la terza volta, rimonta completata, addirittura 2 le reti di vantaggio ora in favore del Città di Sant'Agata. Nissa che prova a rientrare in partita con il mancino al volo di Maltese che stava per trovare ancora una volta un Eurogol. All'80esimo la sfera arriva a Pussetto che ha l'occasione di siglare la doppietta personale, il suo mancino però colpisce il legno. 83esimo al rilancio di Cassano, la sfera arriva a Gaston Semenzin che penetra in area di rigore, il destro crea grattacapi all'estremo difensore del Città di Sant'Agata e dall'altro lato risponde con Nunzi per Catalano che va al volo, anche lui rispetto della porta. Nel finale assalto all'arma bianca della Nissa che prova a sfruttare una serie di corner consecutivi non sortendo però gli effetti sperati. Termina così al Biagio Fresina di Sant'Agata, i punti restano in zona tirrenica, trova la sconfitta dopo 4 risultati consecutivi. Rientriamo in studio, battute finali di questa prima parte di Localcio dedicata alla Serie D, e nelle battute finali mettiamo ovviamente il prossimo turno che vi vado a leggere. Si gioca tutto domenica 17 novembre, turno numero 12 del girone di Serie D con Acragas Enna, Pompei, Nuovegia Virtus, Locris Cafatese, Nissa Ragusa, Paternò Acireale, Sambiase, Città di Sant'Agata, San Cataldese Castrum Favara, derby molto sentito, Siracusa Licata e infine Vibonese Regina, altro derby molto molto interessante. Noi chiudiamo qui questa prima parte di Localcio. Il tempo di sistemare lo studio per l'arrivo di Salvorifici e dell'ospite che sarà l'allenatore del Bagheria Città delle Ville, Angelo Tomasello. Grazie per aver seguito questa prima parte, rimanete con noi, tra pochi minuti torna Localcio.
Buonasera, siamo nuovamente in diretta allo calcio dopo aver parlato di Serie D. Adesso ci spostiamo in eccellenza barra promozione. Lo facciamo come al solito insieme chiaramente al buon Francesco Camuca che poc'anzi vi ha tenuto compagnia con la Serie D, ma lo facciamo soprattutto con un ospite gradito e lontano dai schermi di Lo Calcio da un po' di tempo, Angelo Tomasello, il mister del Bagheria Città delle Ville. Ciao mister. Ciao Salvo, buonasera a tutti e grazie per l'invito, è un piacere essere qui con voi. Francesco, sei particolarmente contento di Sì, questa no, presenza? vabbè, il mister lo sa che quanto, diciamo, quanto sono legato alla tua figura. Abbiamo passato un bell'anno insieme a Misilmeri. Assolutamente sì, è Poi, stato vabbè, un i bell'anno, risultati sono stati quelli, però. peccato per il Covid, Esatto, pensavo un anno esattamente. particolare quello, però pieno di emozioni, è stato veramente una bella esperienza. E tra l'altro devo dire che mi fa molto piacere non solo ritrovarti in panchina e soprattutto a Bagheria dopo comunque la vicissitudine dello scorso anno che ti ha costretto, diciamo, ad allontanarti, ma soprattutto vederti protagonista alla guida di una squadra che comunque sta tenendo un ottimo passo anche qui nonostante le difficoltà, ma ne parleremo più avanti, ovviamente ampio spazio al Bagheria perché, caro Salvo, Sì. ieri è cambiato di nuovo lo scenario in eccellenza A. Sì, è stato un bel weekend sia in eccellenza che in promozione, tanti stravolgimenti da una parte e dall'altra. Ieri un nuovo, diciamo, passo in avanti da parte dell'Athletic Palermo che ha approfittato dei passi falsi delle dirette, diciamo, inseguitrici, anche Salvo quando è pronto può anche mandare la grafica della classifica di eccellenza del Abbiamo girone anche A. i risultati oggi, incredibile. Ah, sì. Quindi non so quale mandi prima, qualsiasi cosa fa. Risultati, risultati. Risultati, perché comunque sì, adesso in attesa che spunti la grafica, l'Athletic Palermo, che è appunto la capolista del girone A di eccellenza, ha vinto 3-0 la partita contro il Castellammare, ma andiamo in ordine. Parmoval Partini Catoce giocata sabato 0-0, Accademia Trapani Casteldaccia 1-2, l'Athletic Palermo, come abbiamo detto poc'anzi, 3-0 col Castellammare, altro 0-0 quello tra il San Vito e il Marsala, 1-1 tra Folgore e Gela. Appunto qui il Gela ha perso, diciamo, l'occasione di rimanere attaccata all'Athletic, 2-1 del Piana sul Misilmeri, 2-0 dell'Oratorio Marineo sull'Oltracca e infine il 2-0 del Castelbuono sul Lascari, per una classifica che appunto vede l'Athletic Palermo viaggiare a gonfie vele in questo che è il girone A di eccellenza, appunto questa volta non più in testa, diciamo, non più avanti. Qua alla classifica chiaramente mancano i 3 punti all'Athletic Palermo che ne ha 21. 18 c'è il Misilmeri che quindi ha sopravanzato il Gela a quota 16 insieme allo Sciacca che anche ha perso insomma una partita inaspettatamente contro il Marineo. 13 punti per il Piana, 11 punti per Castellammare e Partini Codace, poi via via tutte le altre, perché insomma è lì quello che a noi diciamo salta un po' all'occhio, questa lotta per la testa della classifica. Adesso coinvolgo anche Angelo sotto questo punto di vista. Insomma, è un continuo tiro e molla. Angelo ha cominciato bene il campionato meglio, il campionato l'Atletico Palermo nei confronti del Gela, che ha perso qualche punto in partenza. Poi il Gela si è rifatto sotto, è tornato praticamente a 3 punti dall'Atletico Palermo ieri, altro passo falso, e adesso praticamente sono già 5 punti di distacco tra il Gela e l'Atletico Palermo. Ti voglio chiedere se questi 5 punti sono già, diciamo, come sia difficili da recuperare per una squadra importante come il Gela, o comunque sia ancora c'è tanto tempo per tornare in lotta. No, secondo me il tempo c'è, chiaramente questo è un campionato di eccellenza dal mio punto di vista molto, molto equilibrato, più equilibrato rispetto agli anni precedenti dove non vedo una lepre proprio che va, sai, dritta per, Sì. per la sua strada. Ci sono due squadre sostanzialmente che chiaramente dico, hanno qualcosina in più, hanno investito qualcosina in più e sono appunto l'Athletic e il Gela, ma poi c'è un gruppetto di 3-4 squadre, tra cui sicuramente il Misilmeri, lo Sciacca, ma anche il San Giorgio Piana che ho visto, che possono dire la loro e chiaramente diciamo ci saranno delle partite molto tirate, quindi sono delle squadre che se la giocheranno. Chiaramente queste due squadre hanno qualcosina in più, è giusto dirlo, però secondo me ci può essere anche la sorpresa perché poi nel calcio quando si innesta poi un giusto entusiasmo, per esempio dico a Misilmeri che è una piazza a cui sono molto legato per la mia esperienza personale, quindi sono molto contento del campionato che stanno facendo perché
conosco gli interpreti, conosco tutti i dirigenti, tanti giocatori, quindi sono contento per loro perché so la passione che ci mettono in quello che fanno e quindi quello che stanno vivendo in questo momento. Penso che comunque anche il Misilmeri si potrà inserire chiaramente in questa lotta per i playoff e chissà magari questa favola che da qualche anno si sta rincorrendo a Misilmeri possa essere anche l'anno giusto. È chiaro che quelle due squadre però hanno qualcosina in più dal mio punto di vista. Francesco. Allora, io direi che intanto ci andiamo a guardare un po' di immagini, Sì. soprattutto in particolare quelle da Terrasini per Athletic Club Palermo Castellammare 3-0. Tra l'altro guardavo le formazioni e vedo che ancora a guardare la panchina dell'Athletic c'è da spaventarsi perché c'era Spinola in panchina, Di Gaudio in panchina, 90 minuti in panchina. 3-0 senza ammissioni di repliche, Castellammare anche in 10 per l'espulsione di Frisella. Andiamo a vedere le immagini prodotte proprio dall'Athletic Club Palermo, poi torniamo, leggiamo i primi commenti e facciamo anche un po' il punto della situazione sull'Athletic. Sì, qui Valenza, pallone in area di rigore, occhio al colpo di testa di Piccoli, palla e poi Giuliano sotto porta, non riesce a trasformare in rete, vicino al vantaggio Athletic, prima col colpo di testa di Piccoli, poi con quello di Giuliano. Valenza con la pallone in area di rigore, colpo di testa, pallone spinto, rimane lì ancora, deviazione di Paola col pallone in corner, ma c'è una posizione irregolare, ma Di Paola è stato fantastico in 2 occasioni. Rimessa per Micoli, ecco che si gira, Micoli calcia, colpisce il palo Micoli e il Castellammare rischia ancora. Qui Micoli che si gira, tocco per Mazzotta, poi va ancora in area di rigore, Mazzotta per Zalazar, si riempie l'area di rigore del Castellammare, Valenza di prima, il cosa, stavolta Di Paola l'aveva toccata, ma il pallone finisce in rete, torna al gol e il tanque Micoli, 1-0 per l'Athletic Club Palermo. Zalazar con l'esterno, pallone splendido per Prezzabile, può calciare Prezzabile, ce l'ha sul mancino, ancora il numero 33, tocco per Valenza, allarga per Bongiovanni, da un'occhiata in area di rigore, lo scambio con Mazzotta che però non era in posizione, occhio che livello, potrebbe calciare, invece il tocco è per Bongiovanni, cross adesso, sballato, invece no, colpo di Micoli! Sotto porta, non riesce a abbassare la mira e il pallone finisce alle stelle. Prezzabile col destro in area di rigore, colpo di testa di Esposito, pallone Mazzotta! Il gol del 2-0 arriva per la di Club Palermo, ce l'aveva Esposito e poi Mazzotta, più destro di tutti, a inviarla in rete, 2-0 al tramonto del primo tempo. Zar mette a terra il pallone, Mazzotta che si sovrappone, poi il tocco per Valenza, di prima ancora per Mazzotta, disegna calcio Valenza, Mazzotta in area di rigore, tocco ancora per Valenza, colpisce il difensore del Castellammare che prende il pallone con il braccio, calcio di rigore per l'Athletic Club Palermo, pronto per la battuta del calcio di rigore. Fischia dietro di gara, va Matera, pallone centrale, finisce in rete, Di Paola non può nulla, gol del 3-0 Athletic, Matera. Piazza, chiusura di Salazar, che vuole poi il numero su Piazza, si prende la rimessa laterale, ma non c'è più tempo, triplice Fischia al Pavazza di Terrasini, la del Club Palermo si impone per 3-0 sulle Castellammare, portandosi a 21 punti in classifica. Rientriamo dunque, vittoria indiscutibile, schiacciante sotto ogni punto di vista, Castellammare leggermente in difficoltà, naturalmente
come amano dire anche gli allenatori, e qui mi puoi venire a supportare Angelo, non sono queste le partite in cui devi fare punti, si usa dire, però è anche vero che l'assenza di Terranova per squalifica, ieri Tore Messina è partito dalla panchina, però è chiaro che non va ad inficiare nulla sul cammino del Castellammare, che tra l'altro sabato ospiterà il Piana, e nulla naturalmente va a minimizzare quella che è stata una grande prestazione dell'Athletic. Assolutamente, poi ci sono i valori chiaramente che tutti si aspettano che vengano rispettati, però poi c'è il campo e bisogna confermarle sul campo se ci sono queste differenze. E il Castellammare, fra l'altro, appunto, sapevo che aveva diverse assenze in questa partita. Castellammare, lo sappiamo, da diversi anni fa sempre dei campionati importanti in base anche agli investimenti che fanno, quindi è una squadra assolutamente di categoria, sta attraversando un piccolo momento dove magari non sta facendo dei punti in questa fase, però sono sicuro che riprenderà subito il cammino e farà il campionato che ci ha abituato a fare negli ultimi anni. Io saluto i ragazzi che ci stanno seguendo perché è giusto dare merito anche a quelli che ci seguono da casa. Peppe Fiorentino non poteva mancare, Mister Pietro Tarantino, Enzo Palmeri che scrive anche un grosso bacio a tutti voi, e Gabriele Romano, Mirko Abate e Salvo Mazzamuto che ci salutano, oltre anche a Rosario De Maria. Abbiamo parlato di Athletic e delle partite che diceva il mister, diciamo sulla carta sono da vincere, ma poi chiaramente il campo è sempre a parlare, così come potrebbe appunto dire il Gela, che sulla carta doveva andare ieri a vincere a Castelvetrano, una società che lotta, diciamo, per mantenere la categoria. Anche il cambio di allenatore recentemente dimostra questo, ma hanno fatto 1-1 e hanno perso 2 punti fondamentali per la corsa alla vetta, così come ha perso 3 punti, ma le ha guadagnati a loro volta il Piana, in quella che era la lotta, diciamo, delle sorprese, se così possiamo dire, delle terze incomode di questo girone A di eccellenza, e anche lì era presente Sportisili con la ripresa e con degli highlights che sono stati montati. Senza ombrello, posso Senza confermare che il collaboratore era senza ombrello. senza ombrello, e nonostante questo, diciamo, oltre ad aver fatto un'ottima cronaca, ci sono perché è stata una partita molto, diciamo, commentata anche post gara per degli episodi arbitrali da una parte e dall'altra. Siccome la regia di Sportisili non è seconda a nessuno, ci sono anche dei zoom fatti molto bene dal nostro Cammuca e dei rallenti che vi permetteranno di avere anche un vostro giudizio. Poi magari tornando qui in studio, diciamo, analizziamo anche noi il nostro punto di vista, quindi direi a Salvo di mandare la partita tra Piana e Misilmeri, vinta dai padroni di casa per 2-1. Se è vero che i sogni vengono coltivati per farli diventare una splendida realtà, la realtà di oggi è tale che basta un punto, anzi ne bastano 3, per rendere il tutto un sogno meraviglioso. Amici di Sportisili, ben trovati da Francesco Camuca allo stadio Ali Cauli di Piana degli Albanesi. Questa è San Giorgio Piana, Don Carlo Misilmeri, turno numero 9 del campionato di eccellenza Sicilia Girone A. Questo avvio di partita, qui Muzzo fa scorrere bene il pallone, arriva però Bonamaison che anticipa tutti. Bonamaison scodella per Maltese, Maltese a tu per tu con Di Salvo che respinge, la palla diventa ancora buona per l'attacco con Bonamaison che crossa, palla oltre la traversa, ma subito opportunità occhio alla punizione, la batte Ricciulli, fischia l'arbitro, la palla messa in mezzo, sorvola la traversa, anzi la scheggia. Fuori gioco Tripoli, arbitro lascia giocare e ora occhio a Tripoli che si è buttato nello spazio. Tripoli, la parata di Sisei, Tripoli Sisei in 2 tempi. Non so perché la terna l'abbia interpretata come fuorigioco non attivo, ma intanto occhio all'angolo, la Vardera, dentro Ricciulli di testa, sopra la traversa ancora Chance. Fermato dall'intervento di Scalisi, prova a ripartire, cerca lo strappo adesso il San Giorgio. Maltese corre, scarico su Scalisi, parte il suo cross di testa, Bonamaison, la parata di Di Salvo, la bandierina va a Romano, effetto a rientrare col mancino, pallone scodellato secondo palo, arriva Tripoli che non riesce a dare forza e allora la blocca Sisei, chiama lo schema l'ex Catania.
Pallone sul primo palo, la spizzata di Maltese che attraversa tutta l'area. Ora si può giocare con Chinnici che prende la rincorsa. Batte il numero 4, pallone per Maltese, lo schema era proprio per lui, va giù Maltese, calcio di rigore, il fallo di Muzzo su Maltese e allora si andrà dal dischetto. Maltese contro Di Salvo, la concentrazione di Maltese, la concentrazione di Di Salvo, il fischio, la rincorsa di Maltese che calcia col destro, spiazzato Di Salvo, cambia il parziale all'Ali Cauli proprio alla fine del primo tempo, passa il San Giorgio Piana. La palla che arriva dopo il fallo laterale, Bonamaison prova ad avanzare, Bonamaison, il tocco per Maltese in area, Maltese l'ha fatto ancora, è il 2-0 del San Giorgio Piana, la legge dell'ex vale doppio stavolta, 2-0 all'Ali Cauli. Rimessa proprio per Giorgio Chinnici, spazza Capozzucchi, poi col petto la gioca Bonamaison, conclusione di Alaimo sopra la traversa, il tentativo ottimo comunque di Alaimo da parte della squadra di casa che conquista un altro pallone nella metà campo avversaria. Balistreri evita la scivolata di Muzzo, va a calciare Balistreri, non ci va lontanissimo ma ancora un'occasione e poi arringa la folla Pietro Balistreri. Prova a puntare Picciulli, cerca di partire ma non ci riesce, allora Cerniglia sterza su Scalisi, tocco centrale per Mendola, ai 20 metri Mendola, conclusione che si perde fuori. Attende il movimento sulla destra di Lavardera, prima giocata da esterno destro della sua partita, è un buon cross, Tripoli e segna Silvio Tripoli, accorcia le distanze la Don Carlo, non poteva che essere lui a segnare ma arriva subito la buona giocata di Lavardera e all'Ali Cauli adesso è 2-1. Fa scendere, perde forse un attimo per crossare, alla fine mette una bella palla, Bonamaison, l'anticipo su Maltese, ancora Bonamaison, Balistreri sulla schiena di un difensore, credo di Cossentino. La punizione allora per il San Giorgio, c'è Visconti che conta i passi, va alla battuta con il destro, sorvola la traversa, 5 minuti più recupero ancora, Mendola, palla in verticale per Ricciulli che scappa dalle spalle, Ricciulli segna ma è fuori gioco e allora ha annullato il gol del 2-2, le proteste, i gesti da parte di Tommaso Napoli. Con le mani Capozzucchi verso Muzzo che non la controlla perché è arrivato prima Torres, destro di Torres sul fondo, ma cosa aveva combinato Capozzucchi? La battuta di Sisei, palla che varca la metà campo, Capozzucchi la fa uscire oltre la linea laterale ma non c'è più tempo, il San Giorgio Piana batte un'altra big, un mese dopo il Gela, tocca alla Don Carlo Misilmeri e 2-1 all'Ali Cauli, partita pazzesca ad alta intensità, due squadre che ci hanno regalato un grande spettacolo sotto la pioggia. Allora, diciamo che il VAR avrebbe avuto un bel po' di lavoro da fare in questa partita. C'è qualche episodio, soprattutto l'ultimo, diciamo, il gol annullato al Misilmeri, il Ricciulli sembrava, poi dalle immagini, chiaramente perché dal vivo è un discorso, dal replay è un altro, sembrava in gioco Ricciulli, è quello che è sembrato appunto rivendo le immagini, poi è chiaro che il guardalinee ha visto magari un movimento un pochettino in ritardo rispetto a quello che vediamo noi dalla TV o comunque dai dispositivi e quindi c'è rammarico da parte della Don Carlo Misilmeri che comunque sia ha giocato un'onesta partita contro un ottimo Piana che nel segno di Maltese ha vinto questa partita 2-1. Francesco, tu che eri lì presente, insomma, puoi essere testimone oculare di quello che è stato un match comunque sia spettacolare. Guarda, io chiudo subito il discorso sull'episodio. Possiamo dire che visto il meteo, al primo assistente non si sono azionati i tergicristalli e quindi non ha visto la posizione di partenza di Ricciulli. Scherzi a parte, sono errori che alla fine determinano. Io oggi leggevo anche cose magari non corrette, cose del tipo Misilmeri dà fastidio, non penso proprio. No. Va detto che anche mercoledì in Coppa ci sono state delle proteste per un paio di contatti in area del San Vito, però dico, sono errori, sono episodi, ma alla fine non vanno
né ad inficiare quello che è il merito del San Giorgio, perché il San Giorgio ha giocato una partita notevole per una sessantina di minuti, soprattutto all'inizio del secondo tempo ha schiacciato il Misilmeri non tanto nella sua metà campo, ma nella sua tre quarti. Nei primi 10 minuti del secondo tempo ha recuperato 3-4 palloni proprio nell'uscita palla del Misilmeri, veramente da grande squadra grintosa qual è Filippo Chinnici. Bella partita, forse resa ancora più avvincente dalla pioggia scrosciante, ha piovuto per 90 e passa minuti. Alla fine hanno deciso gli episodi, possiamo dirlo, al di là, non parlo ovviamente di episodi arbitrari, ma proprio della singola giocata, l'astuzia di Maltese nel conquistare il rigore, la verticalizzazione, il filtrante bellissimo di Bonamaison per il 2-0. Poi il Misilmeri ha cambiato qualcosa nell'assetto tattico perché ha invertito i quinti, ha messo la Vardera a destra e subito la Vardera, prima palla che ha toccato, assist per Tripoli. Poi ha tolto Tripoli, che molti possono pensare essere una mossa un po' squinternata, posto che è entrato Pellegrino, la cui partita è durata pochissimi minuti perché si è fatto male, anzi ci auguriamo che non sia nulla di grave, tra l'altro nella settimana in cui ha scoperto di essere papà di un bimbo maschio, quindi anche auguri Auguri. a Riccardo Pellegrino. Auguri. Quindi poi tra altre cose la sorte ha voluto che l'uscita di Tripoli e l'ingresso di Pellegrino fosse vanificata, perché poi al posto di Pellegrino è entrato Adelfio che è una punta, quindi anche a livello tattico è stato poco con la singola punta del Misilmeri. Il Misilmeri ha continuato a spingere, è mancato il guizzo al San Giorgio per chiudere la partita in contropiede, anche perché Torres non mi sembra ancora al top fisicamente. Poi l'episodio del gol annullato che è sotto gli occhi di tutti, casomai lo facciamo commentare anche al mister Angelo Tomasello, anche se non c'è moltissimo da commentare. E poi in generale ti volevo chiedere, ti coinvolgo su Misilmeri, che comunque ha qualche giocatore che avevi già tu nel 2021, Pellegrino, Cerniglia, Mendola, Costantino e così via, Zummo se non ricordo male, però col nuovo corso di Napoli sta facendo bene. Sì, sì, assolutamente. Una squadra che ha acquisito chiaramente in questi anni una maturità, quel blocco storico comunque negli anni è stato arricchito da alcuni elementi. Il lavoro, diciamo, la continuità del lavoro del mister chiaramente si sta vedendo tutto, perché poi una squadra quando acquisisce, diciamo, la giusta continuità, sicuramente poi i risultati si vedono. E il Misilmeri oggi è una squadra solida e noi abbiamo fatto un amichevole precampionato e mi ha dato proprio questa impressione di squadra comunque con le idee chiare già ad agosto, e questo chiaramente era frutto del lavoro che il mister aveva iniziato l'anno precedente. E, sta facendo un ottimo campionato, il campionato sicuramente che secondo me la vedrà proprio protagonista fino alla fine, perché comunque anche ieri, come hai detto bene tu, diciamo, la partita poi è stata decisa da episodi, quindi ritengo il Misilmeri una squadra che potrà fare bene in questo campionato, e i risultati lo stanno dimostrando, al di là del piccolo passo falso di ieri, che poi alla fine al 90° appunto aveva anche pareggiato, perché l'episodio sembra nettamente che cioè il fuorigioco non ci sia onestamente, però come hai detto bene, gli arbitri possono sbagliare, ma poi vanno ad incidere su quello che è il risultato. Prima di chiudere il capitolo eccellenza e di passare alla promozione, che è la categoria che sta, diciamo, conducendo da prima in classifica, Mister Tomasi, lo c'è da andare a vedere ancora un altro contributo video, e quindi che ci condurrà poi a parlare anche della zona medio-bassa della classifica, ovvero quella composta da quelle squadre che vogliono lottare per mantenere la categoria, ed è un obiettivo dell'Oratorio Marineo, che è un'altra squadra che il mister Tomasello ha allenato qualche anno fa, e quindi diciamo conosce lui sia ambiente che qualche giocatore ancora presente. E ieri il Marineo ha vinto una partita come quella che poc'anzi probabilmente Francesco ha menzionato come una di quelle che si possono anche non vincere, che contro lo Sciacca, che praticamente non è detto che deve andare a fare punti contro una squadra come lo Sciacca. Invece il Marino non solo ha vinto, ma ha anche convinto, quindi una vittoria meritata sotto ogni punto di vista, un 2-0 firmato tra gli altri anche dal solito capitano Ciccio Maggio. Quindi direi al buon Salvo di mandare queste immagini e poi torniamo per parlare appunto della zona salvezza. Amici
amici di Sportissimi, un buon pomeriggio qui dal vostro caro Marco Genduso per commentarvi la nona giornata del campionato di eccellenza che vede scendere in campo Marineo e Sciacca. Inizia anche la sfida con il primo tocco per il Marineo, con subito Maggio che cerca di Peri cerca subito di aprire dalle parti dei compagni, non trova però la giusta soluzione. Poi palla centrale, buono qui il lavoro, tac, ottimo, poi a cercare Rotolo che cerca il traversone in mezzo, non sbuca però di testa Galfano, ma grande azione qui con il tacco ottimo. E Rotolo che aveva fatto anche un ottimo cross, questo caso il tocco era di Genco, da cercare. Dunque Maggio sul punto di battuta, rimangono dietro però Di Peri e Mastro Paolo, non salgono i due, un po' più avanti invece Taormina. Maggio cerca il traverso e deviazione, poi Keba fa un miracolo, la vede partire praticamente all'ultimo e poi con la mano sinistra mette in calcio d'angolo, grande occasione per il Marineo, ma soprattutto che parata di Keba. Rimangono giù Rotolo e Di Mercuri, due terzini, salgono invece i centrali, Cipolle e Giammè, quindi si batte praticamente come se fosse un calcio d'angolo. Va infatti lungo il petto di Mistetta, poi rovesciata di Giammè, palla che si impenna alta, però buona giocata da parte del difensore che ha provato a fare valere il suo fisico lì in mezzo all'area di rigore con questa acrobazia. Palla fuori. Arusa, uno schema per la conclusione di Maggio e per poco non entra in porta questo tiro. Grande occasione del Marina ancora una volta con il solito Ciccio Maggio che va la battezzata fuori, però qualche brido credo gli sia venuto. Le finte personalità da parte di Genco, poi con l'esterno prova ad aprire, lo tocca Erbini, poi conclusione da fuori, tentata da Africano direttamente tra le braccia di Marino, si rimane sul risultato di 0-0. Testa di Vinicius, poi lascia discorrere a Misi, Sanna Sardo entra bene, poi calcia verso la porta, che va in due tempi, blocca, ma è più Marineo adesso che Sciacca, anzi 5 addirittura. Va Maggio che fa, gira il pallone, che va ancora, prende anche questa, forse la diretta sul palo, ma non rischia il portiere che la tocca e mette in calcio d'angolo. Da parte del fischietto di Marsala, Galfano un po' in ombra in questo secondo tempo, prova a creare occasione, Galfano è sul mancino, può calciare, lo prova, deviazione, calcio d'angolo. Verso il scatto del compagno diventato Bonanno, palla in verticale per Amisi che attacca la porta, Amisi col mancino che va, palla che rimane Vinicius! Il vantaggio del Marineo, 1-0, la sblocca meritatamente l'abbraccio con tutta la panchina ed è 1-0. Concialdi si chiede alla sua tecnica forse qualcosina in più, Marino esce con le mani, non perfetto, poi allontana invece Taormina. Amisi può puntare in velocità, è veloce, lo fa, salta l'uomo, Amisi presa allarga il gioco, fa tutto solo, Amisi avanza, va sul mancino, trova Sanna Sardo, va a terra Amisi, ma si continua. Sanna Sardo rientra, finta va giù ed è calcio di rigore per il Marineo al 79. Andrà Maggio, pallone che pesa tantissimo, va con il destro Maggio centrale, 2-0 Marineo e adesso è veramente sempre più vicino alla vittoria il capitano che quasi si fa scrollare in questo momento. Concialdi fa a lungo, cercare la testa di Cipolla, si distende Marino ma è un tuffo quasi per provare a fare il massimo, ma chiaramente la palla era fuori già di tanto. Sul punto di battuta va con il mancino a cercare il secondo palo, Marino esce con le mani, ma va bene così perché finisce la partita, vince il Marineo con i risultato di 2-0 contro lo Sciacca dopo 96 minuti di fuoco. Oratorio Ciccio Maggio, praticamente 2 Sciacca 0, perché praticamente abbiamo visto circa 7-8 tiri del Marineo, 5 li ha fatti Ciccio Maggio, tra cui un gol. Adesso ti lascio la parola, prima leggo la classifica perché tu conosci bene Ciccio da tanto tempo. Castellammare 11, San Vitolo Capo 11, Parma Valle 11, Castelbuono 11. Io da qui in giù, diciamo, parlo anche di lotta salvezza, 10 Casteldaccia, che è uscito quindi dalla lotta dalla zona playout, 9 Marsala e appunto Marineo, 8 Folgore Castelvetrano, 7 l'Accademia Trapani e poi chiude ecco qui, La la Scaricefalo. Scaricefalo con 5 punti. Caro Salvo, Sì. c'è la notizia, Dimmi. perché non passa settimana senza un cambio in panchina.
Ah sì, Si esatto. è dimesso mister Melillo dalla panchina dell'Accademia. Questa Non me non l'aspettavo, me sono sincero. l'aspettavo, sinceramente mi trae un pochettino, anche perché io ieri ho così, parlando con i ragazzi del Castellaccia, mi hanno raccontato un po' la partita, un primo tempo ovviamente, non dico dominato, ma quasi da parte dell'Accademia, quindi dimostrazione del fatto che comunque sia la squadra è viva, e quindi lottava, vinceva 1-0, poi il secondo tempo invece è entrato in campo un Castellaccia totalmente diverso rispetto al primo, e ha ribaltato la partita con un ottimo, è il solito Sferruzza che ha fatto 2 gol. Tornando al Marineo, mister, la tua vecchia squadra è una tua conoscenza come Ciccio Maggio. Brevemente raccontami più o meno qualcosa su di lui, se ti aspettavi questa vittoria e cosa ne pensi della lotta salvezza, perché secondo me, e poi non so se tu sei d'accordo, così come c'è un campionato livellato verso l'alto, anche verso il basso, diciamo dal Partinico che ha 12 punti all'Ascari che ne ha 5, ci sono praticamente 11 squadre nel giro di 5 punti, 7 punti. Sì, diciamo questa è una situazione tipica della categoria, nel senso che ci sono quelle 5-6 squadre che hanno qualcosa in più, chiaramente, però poi per il resto può venire fuori di tutto, ogni domenica è una battaglia, ogni punto può fare la differenza. E per quanto riguarda il Marineo, dico Ciccio Maggio goleador non si scopre oggi, eh, Ciccio mi lega un rapporto particolare, quel periodo che ho passato a Marineo, diciamo è stato, diciamo, una figura importante anche durante, diciamo, il mio periodo, ma lui, diciamo, a Marineo ormai da anni è veramente un riferimento che va in un certo senso anche oltre il campo, ormai per tutto ciò che è il movimento calcistico di Marineo. Quindi sono contento per lui per il gol, so quanto ci tiene alla causa Marineo e quindi ne approfitto per salutarlo e per fargli migliori in bocca al lupo. Insomma, ancora protagonista con la maglia del Marineo, capitano e anche tanto altro. Leggo i messaggi di Salvo Mazzola, buonasera a tutti, e di Salvatore Florio, che dice che Angelo Tomasello è un allenatore da Serie A, e questo perché probabilmente quando rientrerà vorrà Non giocare in vuole Dolce. rientrare, ecco che è fuori. Quindi Quindi chiudiamo capito l'eccellenza parlando dell'eccellenza B con il buon Francesco e poi andiamo in prossimo. Dunque, vediamoli questi risultati della nona giornata, anche qui con l'ausilio della grafica, con Mister Bianco a Sant'Antonio 0-0, Real Siracusa Leon Fortese 1-5, Leonzio Milazzo 1-0, Modica Palazzolo 2-2, Vittoria Mazzarrone 3-0, Atletico Catania Rosmarino 2-0, Ionica Gioiosa 0-2, Nebros Città di Avola 0-0, per una classifica che adesso vede ben 3 squadre in testa, perché il Milazzo ha perso per la prima volta in stagione ed è a 22, agganciato dal Modica che ha pareggiato e dal Vittoria che ha vinto, quindi la cura Mancini sembra funzionare a Vittoria. A 18 punti, a sorpresa, la matricola Città di Avola, 15 punti per l'Imesi Atletico Catania, poi Nebros 14, Lonfortese 13, Aci Sant'Antonio 12, Gioiosa 11, Ionica 9, e ricordiamo che è gravata di un punto di penalizzazione, 8 punti Leonzio, Rosmarino e Sport Club Palazzolo, 5 punti Real Siracusa, 4 punti Mister Bianco, 3 punti Mazzarrone, e Mazzarrone fa rima con promozione. Promozione, dato ringrazio Carlotta Marchese, bella artista della vostra trasmissione, e Forza Athletic Palermo. Grazie Carlotta. Io non so se anche per la promozione hai introdotto anche il fatto dei risultati. Assolutamente sì, Assolutamente sì. Quindi assolutamente sì. buon Salvuccio Geraci, manda i risultati di quella che è la nona giornata di promozione di Girone A, iniziata anche questa volta da sabato alla vittoria del CUS, altra ex squadra di mister Tomasello. Oggi le allenate tutte. le tutte 2-0 sul Valderice. Poi invece il 10 novembre, ovvero ieri, Bagheria il 90-011, però 2-1 sul Borgetto Giardinellese, 2-0 del Montelepre su Regina Mundi, quindi prima sconfitta stagionale del Regina Mondi in casa del Montelepre di mister Guida. Ne parlavamo di questa mina vacante Montelepre, lo diceva anche la settimana scorsa mister Vigneri, lo diceva anche insomma Gigi Prestige, come dicevamo tanti che capiscono di promozione. 2-1 dell'Alcamo sulla Margheritese, 4-0 del Fulgatore su Renzo Lo Piccolo, che purtroppo ha subito 10 gol in 2 partite praticamente. Il Mazzara ha perso 3-0 contro il qui presente Angelo Tomasello e quindi il Bagheria Città delle Ville, e il 2-1 dell'Aspra in casa dello Sport Palermo, per una classifica che recita in maniera sorprendente per quella che è la promozione di Genere A, perché è la prima volta che vediamo il Bagheria
in testa alla classifica da solo con 24 punti, frutto di 8 vittorie e una sola sconfitta contro il Regina Mundi, che è secondo a 22 punti, 19 punti per il Montelepe, quindi si avvicina alla seconda piazza, 18 Cus Palermo, 14 Sport Palermo, 13 Alcamo, 12 Aspra, 11 Bagheria 90-011, 10 il Borgetto, a 9 punti Purgatorio e Margheritese, 6 punti Renzolo Piccolo, 5 Valderice e 4 Mazzara. Ora parliamo subito con Angelo. Noi abbiamo fortunatamente le immagini di Mazzara Bagheria, però prima vorrei anticipare queste immagini da quella che è stata secondo te la partita, da come è andata, da come l'hai preparata, se quello che è successo in campo è quello che ti aspettavi e soprattutto ti voglio parlare, siamo alla nona giornata, se 9 giornate fa ti saresti aspettato il Bagheria Città delle Ville prima in classifica con 2 punti di vantaggio sul Regina Mundi e ti dico, se questa classifica non solo 9 giornate fa, ma 6 giornate fa, quando tu poi hai perso con Regina Mundi lì in casa di Regina Mundi 3-0, se ti saresti aspettata questa feroce reazione da parte dei tuoi, che non solo non hanno subito questo KO, ma l'hanno praticamente forse trasformato in rabbia positiva e ti ha permesso di essere prima in classifica. Ma guarda, se me lo aspettavo, posso dire che me lo auguravo, nel senso che noi non ci siamo nascosti fin dall'inizio, nel senso che siamo stati, come dire, abbiamo dichiarato apertamente che l'obiettivo nostro era quello di provare a fare il salto di categoria. Quindi l'augurio poteva essere quello di essere dopo 9 partite, diciamo, in queste posizioni. Quindi da questo punto di vista siamo soddisfatti. La strada chiaramente un conto è avere degli obiettivi, poi la cosa importante è poi eventualmente raggiungerli, ovviamente. Quindi la strada è ancora molto, molto lunga, però se devo tracciare un bilancio, ovviamente sono soddisfatto del lavoro che stiamo facendo, di come sta lavorando la squadra settimanalmente e poi chiaramente il lavoro settimanale, diciamo, ha il riscontro delle prestazioni e di conseguenza anche dei risultati. Quindi sono contento di come stanno andando le cose. Se dopo la sconfitta con Regina Mundi, chiaramente io devo dire che se analizzo un po' il percorso che stiamo facendo in questo campionato, posso dire, diciamo, che la squadra ad oggi abbiamo sbagliato quella mezz'ora contro il Regina Mundi perché abbiamo avuto, diciamo, probabilmente un approccio sbagliato a quella gara, siamo stati messi sotto, abbiamo subito il doppio svantaggio, poi c'è stato anche l'episodio dell'espulsione per cui non siamo più riusciti ad alzare la testa e abbiamo meritatamente perso quella partita. Però sai, salvo a volte dalle sconfitte si deve trarre insegnamento e devo dire che abbiamo analizzato un po' quello che è successo assieme ai ragazzi e come hai detto tu, come hai notato tu, da quel momento la squadra, diciamo, ha avuto una reazione che l'ha portata ad avere una crescita esponenziale anche di prestazioni nelle ultime settimane, nonostante magari, sai, era un momento anche un po' particolare, perché proprio in quel momento abbiamo subito degli infortuni di alcuni elementi molto importanti per noi, in primis il nostro capitano Giorgio Stassi, ma poi Manfredi Di Giorgio, che è fuori fin dall'inizio, quindi poteva essere un momento come Florio che chiaramente spinge per, per rientrare facendomi dei complimenti. Per cui dico, la squadra ha reagito bene, siamo contenti, quindi, ma ripeto, la strada è ancora molto lunga, il campionato è molto molto impegnativo perché chiaramente in questo momento si parla del Bagheria, del Regina Monti e del Montelepre, che sono, diciamo, le squadre che si stanno mettendo più in evidenza, ma secondo me in questo campionato ci sono almeno altre 2 o 3 squadre che sono partite male, diciamo, non sono partite bene, ma che nello scontro diretto, se vado ad analizzare le rose dell'Aspra, dello Sport Palermo, del CUS, sono squadre che nella partita secca possono battere chiunque. Quindi è un percorso lungo che speriamo, come dire, di percorrere nel modo giusto noi fino alla fine. Francesco, non so se... No, mi stavo divertendo molto perché altri ragazzi stanno seguendo l'esempio di Florio, come Domenico Fiorentino che saluta, Daniel Rama che dice Mister sei il numero uno, ma lui mi pare che comunque non rischi, anche se è rientrato Di Giorgio, che è una pedina molto molto Quindi importante. rischia. E c'è anche Totò Rosone. Totò Rosone. Buonasera direttori Orifici, ciao Totò, un grosso abbraccio al mitico mister Tomasello della natura di altre
categoria. Ciao Totò, un altro caro amico, un altro ragazzo a cui tengo particolarmente, anche se l'ho allenato per poco, però ci sono quei giocatori che ti rimangono dentro per valori che vanno oltre l'aspetto calcistico, e Totò è uno di questi. Io faccio un uso privatistico del mezzo pubblico, disse un ministro qualche anno fa, visto che parliamo di bagheria e visto che parliamo di amici, sai perfettamente di chi sto Sì, parlando. Mi fa molto, molto piacere vedere, perché penso che sia la sua prima panchina prima. tra i grandi, Sandro Tarantino, allenatore, nuovo allenatore del Bagheria 90-011, tra l'altro è sortito con una bella vittoria Contro Totò Rosò. contro Totò Rosò, una vittoria a scacciacrisi per il Bagheria 90-011, ma visto che abbiamo qui mister Tomasello, perché non fargli rivedere le immagini di Mazzara Le Bagheria? voglio vedere anche io, sì. Immagini targate Televallo, vediamo. Potrebbe essere Davide contro Golia quest'oggi, Mazzara, Bagheria, Città delle Ville, allo stadio Nino Vaccara di Mazzara del Vallo. Si parte adesso, la chiama Matteo Giacalone che poi in presa alta in due tempi non riesce a bloccare, rischia qualcosa qui il Mazzara, si salva in qualche modo la formazione canarina, poi tiene viva l'azione ancora il Bagheria, stavolta blocca Matteo Giacalone, ancora in avanti il Bagheria, questo tiro da fuori che però finisce lontano, batte adesso Lucera, la palla verso la porta, si tuffa Giacalone che la devia e poi arriva il gol del Bagheria, la palla che di testa viene messa in rete praticamente a porta sguarnita, dunque dopo 8 minuti all'8° minuto si sblocca il risultato, Gay Andrade che sblocca il risultato, palla messa in mezzo con l'incornata di Rallo che finisce di poco a lato, il lancio in avanti ancora una volta per Giglio, prova a rivenire su di lui Rallo, la palla di Giglio messa in mezzo e arriva il raddoppio del Bagheria quando siamo al 13° minuto, autore del gol il numero 10 Raimondo Lucera, e poi il lancio in avanti sulla destra per Giglio che entra in area di rigore, Giglio col sinistro in avanti da Lucera, Lucera che può anche mettere in mezzo, va invece al tiro Lucera, Foglia prova a mettere in mezzo, c'è Rallo che di testa trova il gol del 2-1, ma arriva la segnalazione di offside da parte del secondo assistente dell'arbitro. La metà campo del Mazzara con Lucera che entra in area, affronta Siragusa, Lucera che col mancino poi conclude largo, la palla per Lucera che entra in area di rigore, Lucera mette in mezzo il colpo di testa del numero 19 Caracappa, stavolta sull'out di destra Lucera che mette in mezzo la palla lisciata da Siragusa, poi è Perricone a impegnare ancora una volta Giacalone, Caracappa, ancora Caracappa che poi prova il destro da fuori, si distende ancora una volta Giacalone, intanto ennesimo lancio in avanti per Giglio, dicevamo tra i più mobili in questa prima fazione di gioco, Giglio poi prova il sinistro a giro, si distende ancora una volta Matteo Giacalone, ancora Agate, il taglio per Rosella che entra in area di rigore, Rosella col mancino, non inquadra lo specchio della porta da buona posizione, arriva adesso dopo 3 minuti di recupero il duplice fischio dell'arbitro, Lucera alla cieca a cercare a trovare Giglio che poi mette in moto il numero 19 Caracappa che poi tutto solo davanti a Matteo Giacalone sigla il tris, regolare sul pallone Vincenzo Agate che serve al limite dell'area di rigore Perrone col sinistro impegna Cagnina, Lucera prova adesso forse la conclusione, si ferma ancora una volta al limite dell'area, poi il destro a giro di Lucera che fa la barba al palo, era 3 contro 3 nella metà campo del Mazzara, Giglio che poi supera un altro avversario, la palla per Rama, è miracolo stavolta di Giacalone con Agate che va a sistemarsi il pallone sul punto di battuta, Agate che mette in mezzo impegnando Cagnina, parte Agate direttamente verso la porta, la palla però finisce abbondantemente al lato. Qualche anno fa ha indossato anche lui la casacca giallo-blu. Intanto nuovamente Bagheria che si distende pericolosamente in avanti, è un 3 contro 1 con D'Amico contro Giacalone, butta alle ortiche questa chance il Bagheria, Cristaldi che punta diritto l'uomo, Cristaldi col mancino mette in mezzo, c'è Errante di testa che va vicino al bersaglio grosso, pallone messo in mezzo all'indirizzo e arriva adesso, dopo 4 minuti di recupero, il triplice fischio del signor Canicattì di Agrigento, tasto stop per Mazzara, Bagheria Città delle Ville, 0-3. Un Bagheria dominante, poteva finire molto, molto più che 3-0, insomma, comunque alla fine quello che conta per il mister Tomasello è che i ragazzi abbiano fatto bene e che abbiano chiaramente raggiunto i 3 punti di classifica che hanno permesso appunto al Bagheria
di essere prima in classifica. Mister, prima di chiederti una panoramica sulla categoria, tu poc'anzi mi hai fatto, diciamo, mi hai diciamo, servito un assist per una domanda. Il Bagheria si trova in testa alla classifica ed è più o meno la stessa cosa che ho detto qualche settimana fa a Gigi Prestigiacomo quando era qui seduto al posto tuo ed era anche prima in classifica. La forza di queste società, di queste squadre, la vostra e quella del Regina Mundi, è che nelle difficoltà siete riusciti comunque sia a uscirne appunto vincitori, perché il Regina Mundi ha dovuto diciamo, passare per un cambio di allenatore, qualche infortunio perché in mesi, tante serie che è andato via, insomma tante problematiche. Come? Giovenco out, insomma, tante sono riusciti vicissitudini negative che hanno superato con i risultati. Poi di Giorgio fuori praticamente dall'inizio, Florio pure, Giorgio Stassi nel momento migliore della sua forma fisica, out. E poi in momenti in cui tu non puoi dire, vabbè, prendo questo, lo cambio, faccio un investimento, diciamo, non puoi fare niente. Sconfitta bruciante contro il Regina Mundi. Avete reagito, quindi io qui ti voglio chiedere quanto è importante per un allenatore capire, comprendere la forza di questo gruppo e quanto c'è di tuo e della società nel far capire appunto ai ragazzi questa maturità, questo passo in avanti che poi alla fine hanno raggiunto con i risultati e penso anche durante la settimana con gli allenamenti. Guarda, chiaramente nello sport, nel calcio in particolare, dico, le sconfitte fanno parte del percorso. Non si può pensare di poter vincere ogni domenica, chiaramente è quello che ci auguriamo tutti, però sappiamo che può succedere anche l'inconveniente per cui il risultato non viene. La vera forza poi di un gruppo sta nel come si reagisce alla sconfitta. Lo dico spesso anche ai ragazzi, cioè un vero gruppo si vede appunto perché è facile essere gruppo quando si vince, quando si è tutti contenti, ma la vera misura del valore delle persone che compongono un gruppo di lavoro si vede nel momento in cui, da come queste reagiscono al momento difficile. Dico, per quanto riguarda il Bagheria, devo dire quest'anno momenti difficili, al di là di quella partita non ce ne sono stati particolarmente, però è stato un momento in cui è stato importante secondo me il fatto di mantenere, pur come dire, nella difficoltà del momento legato più che altro alle varie assenze Esatto. che via via diciamo si andavano sommando settimana dopo settimana, mantenere comunque lo stesso ottimismo, cioè trasmettere comunque agli altri ragazzi che poi via via sono entrati in campo la piena fiducia mia, ma della società, del direttore sportivo, dei presidenti, del direttore generale. Quindi abbiamo trasmesso ai ragazzi questo fatto, nel senso se siete qua è perché comunque crediamo in ognuno di voi. E devo dire che la risposta di chi poi è stato chiamato in causa, che magari in un primo momento sembrava non dovesse avere questo ruolo, come dire, principale, fondamentale fin dall'inizio, in realtà devo dire che sono venuti fuori molto bene tanti giocatori e quindi chiaramente questo porta poi ad un arricchimento ulteriore del gruppo, perché se poi tutti si rendono conto di essere utili alla causa e così importanti, e chiaramente il gruppo ne viene fuori ancora più forte. Tra l'altro il mister ha iniziato il suo discorso con una parola abbastanza forte che è percorso, che nella giornata di oggi è anche abbastanza dura, visto che c'è stato l'esonero. Io, mentre il mister parlava, pensavo tutto corretto quello che ha detto, mi riscorrevano ancora in testa le immagini di ieri che abbiamo visto. Salto di palo in frasca, faccio un piccolo off topic. Quanto è desolante e quanto è triste vedere il Nino Vaccaro vuoto, al di là poi della prestazione della squadra, ma di una tristezza, penso che siate d'accordo con me. Sì. No, assolutamente sì. Tra l'altro tristezza che vive il Bagheria, se parliamo di pubblico, attenzione, perché non ha la possibilità di far entrare persone stadio, ma che sono convinto, non appena ci sarà la possibilità di farlo, anche non solo l'amore per il calcio, ma l'amore per questa squadra, per quello che sta ottenendo, penso che sia anche avete voi voglia, desiderio di attendere questo momento, perché io, che sono di Casaccia, comunque sia vivo Bagheria tanto tempo della mia giornata, percepisco come la gente voglia assistere dal vivo, essere protagonista. Dall'esterno, chiaramente ha un momento vostro personale molto positivo, quindi a te ti chiedo, mister, quando tu stai percependo da bagherese come sei,
questo attaccamento alla tua squadra e quanta voglia c'è della gente di venire a vedervi? Guarda, questo chiaramente è un tema scottante, nel senso che comunque a Bagheria il calcio manca da diversi anni, nel senso che è da diversi anni che c'è il problema stadio e quindi non si può, la gente anche negli ultimi anni non ha potuto assistere alle partite. Quindi in realtà diciamo la reazione vera della città non possiamo prevederla. È anche vero che nelle ultime settimane, come mi facevi notare anche tu, comincio, come dire, a percepire un po' questa curiosità. Quindi il nostro compito è quello di mantenere viva appunto questa curiosità, lo dobbiamo fare attraverso quello che stiamo facendo, attraverso i risultati, e poi chiaramente speriamo, come dire, di una risposta positiva da parte della gente. Bagheria chiaramente è una città di 65.000 abitanti, per cui sono sicuro che se questo progetto, diciamo, continuerà su questa direzione, la città, sicuramente la curiosità della città crescerà e comincerà a venire allo stadio, quindi è quello che ci auguriamo. Io da bagherese poi me lo auguro vivamente perché ho voglia di rivedere, diciamo, la mia città che comincia a respirare nuovamente calcio, cosa che negli anni passati, per esempio, ho vissuto in comunità piccole rispetto a Bagheria, per esempio, oggi se analizziamo quello che sta vivendo Misilmeri, no? Si respira proprio questa passione, questo attaccamento alla realtà ed è quello che mi auguro che possa succedere anche a Bagheria. Sta a noi far sì che questo avvenga, ovviamente. Invece per quanto riguarda la classifica e comunque sia il campione in generale, abbiamo analizzato quella che è la parte medio-alta della classifica con Montelepre, Regina Mundi e Bagheria, terza, seconda, prima, più Cus e qualche altra magari che ha una rosa più ampia. Invece ti volevo chiedere da un punto di vista delle squadre che in questo momento stanno avendo delle difficoltà. Ti volevo chiedere se tra queste c'è qualcuna che secondo te può uscire fuori, per esempio il Bagheria 90-11 ha vinto e quindi magari si sta un pochettino tirando fuori, ci sono altre squadre, Valdeci, Renzolo Piccolo, c'è qualcuna di queste che secondo te ha la forza per uscire fuori o comunque le vedi in difficoltà? Chi tra queste, diciamo, secondo te ha la forza di salvarsi e magari di puntare a qualcosa di più alto? No, vabbè, diciamo io ti parlo, diciamo, un poco fa ti avevo detto delle tre squadre in questo momento, perché ci metto assieme a noi al Regina Mundi, chiaramente il Montelepre, che come hanno già detto altri anche prima di me, è una squadra ben fatta, ben allenata da guida, ha degli elementi, soprattutto nel reparto offensivo, veramente validi. Io non ho difficoltà ad ammettere che quella sicuramente quel primo tempo a Montelepre abbiamo avuto delle grosse difficoltà, abbiamo rischiato grosso anche di passare svantaggio in quella partita e poi chiaramente gli episodi, poi non puoi sapere quello che può succedere Esatto. durante una partita. Quindi il Montelepre, però tolte queste tre squadre ti dico che ci sono almeno tre squadre che sono dal mio punto di vista l'Aspra, lo Sport Palermo, ma anche il Borgetto Giardinello, per non dimenticare ovviamente anche il FUS che hanno delle rose comunque che, come dicevo poco fa, nella singola partita se la giocano con tutte. Non sono partite benissimo, soprattutto l'Aspra, però è una squadra che può venire fuori e chiaramente sta a noi far sì, diciamo, che questo distacco, diciamo, rimanga il più alto possibile per il più lungo periodo possibile. Però sono delle squadre che, ripeto, nella partita singola se la possono giocare sempre con tutte e quindi dal nostro punto di vista ancora le dobbiamo affrontare l'Aspra, dobbiamo affrontare il Borgetto, dobbiamo affrontare lo Sport Palermo, quindi il campionato è duro e sarà complicato per tutti quanti. Per quanto riguarda la parte bassa, ci sarà bagarre perché nessuno ci sta, come dire, a voler retrocedere. Il 911, l'altra società di Bagheria, comunque per noi è stata una partita complicata, la partita di andata, abbiamo vinto 1-0, quindi è una squadra tosta. Ora c'è stato questo cambio in panchina che subito, diciamo, ha dato una scossa all'ambiente con una vittoria pesante interna, quindi è un campionato molto, molto bello questo di promozione, devo dire, quest'anno. Francesco, c'è qualche messaggio che arriva, non so se tu hai modo di... Sì, perché la bagarre per un posto da titolare per Bagheria Valderice, ricordami bene. Sì, la Sì. prossima. No, scusami, con Fulgatore, Col Bagheria Fulgatore, scusami, la Fulgatore, provincia era sì. quella, perché anche Manfredi Giorgio scrive Serenità Mister. Poi del tema Serenità io poi ci voglio tornare, e poi anche il papà di Giorgio Stassi che saluta il direttore Orifici, C'è anche Christian Costa. anche Cristian Costa, sì è vero, me lo sono Adesso sì che che sembri Guardiola.
E poi anche, vabbè, Ciccio Salemi, che penso Esatto. un totem lì in mezzo. Serenità, vi svelo la Eh, questione serenità, se mi permetti, vai, vai, vai. perché dicono, i ragazzi sostengono che sento troppo la partita e quindi nel pre-partita mi continuano a dire stai tranquillo, non ti preoccupare, rilassati. Quindi ecco spiegato l'arcano del... E questa comunque è una cosa molto, molto bella per me, perché comunque se sono i calciatori che trasmettono serenità Gridare al al mister, mister, sei in potrebbe una... essere un problema. No, No. sei in una botte di ferro in realtà dal mio punto di vista, perché poi specialmente Manfredi, che pur essendo molto giovane ha vissuto tante vite calcistiche, è una garanzia. C'è una cosa che molti, almeno per il momento, non guardano, perché comunque siamo ancora agli inizi, ma c'è anche la Coppa. Voi, se non erro, a inizio dicembre affrontate il Gemini al Comunale. Abbiamo visto tante squadre, tante cose, lo abbiamo appena menzionato. Manfredi Di Giorgio ha ottenuto una promozione l'anno scorso col San Vito, vincendo la Coppa contro il Vittoria. 2 anni fa l'ha vinta la Supergiovane, che ormai è una certezza in eccellenza. Quindi, per una squadra che, per carità, costruita con tanti giocatori, quindi una rosa al di là degli infortuni ampi, almeno nelle idee tue, di Ciccio Tantillo e della società, ehm, la Coppa, per come è strutturata, rappresenta più un'opportunità o più un rallentare quello che è il percorso, magari che so, con la partita infrasettimanale, oppure stoppando il campionato, perché se non ricordo male si gioca di fine settimana contro il Gemini, quindi rallenta un po' il percorso del campionato. Sicuramente un'opportunità, chiaramente un'opzione in più per raggiungere quello che poi magari è l'obiettivo, perché chiaramente il campionato è un percorso a tappe lungo dove devi avere continuità. La Coppa chiaramente alla fine, se vai ad analizzare, non sono così tante partite. Se hai la bravura, la fortuna di passare i primi turni, poi magari puoi ritrovare alla fine che puoi ottenere l'obiettivo anche attraverso la Coppa. Quindi sicuramente è un'opportunità importante alla quale noi teniamo tanto, e abbiamo passato un secondo turno veramente, veramente impegnativo contro una squadra che mi ha impressionato, che è il Nicosia. Siamo stati veramente bravi in quella partita, soprattutto nella gara di ritorno, ed è stato un ostacolo, superare quell'ostacolo è stato molto importante. Ora il prossimo turno sarà col Gemini, e si giocherà nel periodo proprio della sosta natalizia, quindi diciamo non sarà un turno che andrà a inficiare il lavoro settimanale, perché anzi da un certo punto di vista sarà anche, come dire, un vantaggio, perché si continuerà con le settimane tipo anche nel periodo natalizio e ci si allenerà sempre bene con la partita nel fine settimana, quindi sicuramente ci teniamo tanto e proveremo ad andare avanti, ovviamente. Francesco, siccome siamo in chiusura, visto che il tempo vola, soprattutto quando si sta bene e si parla di calcio, io introdurrei quello che è il mio argomento finale, il mio personale, chiaramente, perché sono curioso di chiedere al mister, tu hai fatto tanti campionati, ognuno con diversi obiettivi, o per vincere, o per salvarti, o per fare playoff, insomma, campionati con obiettivi societari, diciamo, prefissati diversi nella loro, diciamo, caratteristica. Questa volta siete partiti, l'hai detto poc'anzi, per cercare di salire dalla promozione all'eccellenza. Quindi l'obiettivo era quello di vincere il campionato o comunque sia essere promossi. Io ti voglio chiedere, detto che una società dà un obiettivo, e chiaramente tra il parlare e l'agire c'è tanto da andare a costruire, e quindi c'è sempre il campo che parla. Quanto è difficile, mister, eh, costruire una squadra e allenarla, sia da un punto di vista tecnico ma anche mentale, secondo me, per un obiettivo così importante? Cioè, perché ok che prendi dei giocatori che sulla carta possono essere funzionali a quello che è il tuo modo di giocare, a quella che è la mentalità per vincere il campionato, ma quanto è difficile settimana dopo settimana mantenere alta la tensione, far capire ai giocatori che questo è un campionato da fare da protagonisti. Cioè, come ti prepari la settimana e come ti prepari la stagione per ottenere questo obiettivo? Sinceramente, da questo punto di vista non vedo, come dire, tante differenze, nel senso che comunque tu, qualsiasi sia, come dire, l'obiettivo che poi ti pone la società, dal mio punto di vista, per come sono fatto io, diciamo, cerco sempre di
far sì che la squadra spinga al massimo e che non si ponga dei limiti, nel senso che comunque anche quando, per esempio, dico l'obiettivo poteva essere quello di ottenere la salvezza, faccio l'esempio ad esempio di Marineo, comunque la squadra si doveva preparare a prescindere per cercare di trarre il massimo dalla partita successiva. Quindi dal mio punto di vista noi dobbiamo lavorare, noi allenatori lavoriamo sempre settimana per raggiungere il massimo la domenica, quindi non bisogna, come dire, secondo me, guardare troppo oltre quello che è la settimana, perché poi magari può venire, come dire, un po' di magone, un po' di preoccupazione, bisogna solamente lavorare tutta la settimana bene e poi cercare di trarre il massimo la domenica. È chiaro che se hai una squadra costruita in un certo modo è più facile ottenere quella che è la vittoria. Se gli obiettivi sono altri, chiaramente ci può essere l'intoppo domenicale, però poi a quel punto devi ripartire, diciamo, analizzando la partita e cercando, come dire, di evidenziare quelle che sono state le difficoltà. Però bisogna essere, come dire, sempre ambiziosi a prescindere da quello che poi è l'obiettivo della società, dal mio punto di vista. Ci sono dei messaggi importanti, ad esempio Aurelio Marini, il presidente, che ci sotto buonasera a tutti, Crispiniano, buonasera, stasera un altro ospite d'eccezione, complimenti, un saluto a tutti, Maurizio. Ciao Maurizio. Salemi scrive Mister Angelo Tomasello, competenza, professionalità, umiltà, caratteristiche peculiari di una grande persona qual è Angelo. Ciao Ciccio, caro amico. E poi c'è Giovanni Cazzese che ci dà una chicca, Una una bomba. bomba. Dice che nel 2025 ci sarà solo una scuola di Bagheria, Giovanni Chiazzese, non so chi sia, e poi l'ASPA si sposterà a Villabate. Speriamo, dice Giovanni. Quindi noi, così come leggiamo, diciamo, non abbiamo queste informazioni, ma comunque sia, magari è vero. Nel valzer dei titoli che ci sono negli ultimi anni non stento a crederlo, anche perché onestamente a Villabate manca un po' di calcio fatto bene, quindi chissà. Io spero che Bagheria sicuramente vada in eccellenza. Quindi, Assolutamente. visto che in questo momento c'è il Bagrecci delle Ville più vicino all'obiettivo rispetto agli altri, magari quest'anno ci vanno loro e il prossimo anno ci vanno gli altri. Siamo vicini perché siamo ancora a un terzo del campionato. Sì. Ci Comunque, proveremo. che Bagheria torni in eccellenza, sicuramente la città di Bagheria lo merita, visto che Aspa l'anno scorso che, diciamo, troppo ha perso la categoria e adesso deve tornare, è tornata appunto in promozione. Francesco, non so se tu hai altre curiosità. Ma io guarda, preparerei la bombola dell'ossigeno perché ci sono ben 6 cartelli che sono risultati in Sì. classifiche della Tutto promozione. d'un fiato. Sono anche ciecato, quindi aspetta. Eccellenza, promozione B, anche qui non aggiornata, con Atletico Messina Valdinisi 1-2, Monforte San Giorgio Nuova Rinascita 4-0, San Fratello Acquedolcese Aluntina 4-2, Città di Villafranca Sant'Angiolese 3-1, Orlandina Città di Mistretta 4-0, Polisportiva Sant'Alessio Messana 0-3, Città di Galati Promende 1-2 per una classifica che vede la Messana in testa, 23 punti, 22 per il San Fratello Acquedolcese, 21 punti per il Città di Villafranca, 19 Orlandina, poi Mistretta 17, Promende 16, Monforte San Giorgio 14, Valdinisi 13, Sant'Angiolese 12, Atletico Messina 7, Città di Galati e Nuova Rinascita 5, Aluntina 4 e infine Polisportiva Sant'Alessio a un punto, girone C con il Giarre che ha riposato. I risultati sono Riposto Calcio Santa Venerina 0-1, San Pietro Calcio Casteltermino 1-1, Villa Rosa San Sebastiano Gemini 2-2, Aragona Santa Domenica Vittoria 2-0, Camarat Sera di Falco 1-1, Polisportiva Nicosia Belpasso 1-2 per una classifica che vede in testa il Giarre che nonostante il turno di riposo rimane davanti, anche perché Camarat e Aragona non hanno approfittato del turno di riposo, sono a 16 insieme al Nicosia, poi Villa Rosa San Sebastiano 13, Santa Domenica Vittoria 12, Calcio Santa Venerina e Belpasso 11, Gemini 9, Riposto e Sera di Falco 8, Casteltermini 5, chiude il San Pietro Calcio con un punto. Chiudiamo col girone D con Megara Frigentini 7-0, Città di Canicattini Cicatena 1-2, Vigor Gela Gimnica Scordia 1-2, Nisce, qui la squadra che salvo Gelaci deluso, Niscemi, Priolo Gargallo, pensa un po' ha vinto il Niscemi, incredibile, chi l'avrebbe mai detto, Santa Croce Cibonaccorsi 0-1, Cicli Prioragusa 2-1, Ace Galatea Noto Calcio 1-0, classifica con Niscemi che continua a essere l'unica siciliana a punteggio pieno, almeno fino
alla promozione, 27 punti su 27. Megara 19, Pro Ragusa 17, Vigor Gela 16, Noto 14, Priolo Gargallo e Santa Croce a 13, Aci Catena 11, Gimnica Scordia 10, Scicli 9, Aci Bonaccorso e Aci e Galatea a 8, Città di Canegattini 7, Frigintini 5. Vado a bere un po' d'acqua perché Sì. sono arrivato. Sì, qua Chiesa ci chiede se noi sappiamo di chicche su aperture importanti di impianti sportivi a Palermo e provincia. Su aperture io non ho chicche, so che a Bagheria avevano dato l'1 dicembre come possibilità di aprire la tribuna, quantomeno una delle due tribune. Sì, diciamo che c'è stato detto che a dicembre dovrebbe avvenire questa riapertura della tribuna, quindi non vediamo l'ora. Esatto. Una cosa che posso dire è che a Castellaccio hanno cominciato i lavori. È da un paio d'anni che c'era il progetto già approvato da parte del comune tramite la regione di 5 milioni di euro. Verrà fatta veramente una cosa importante. Io ho visto le carte e già hanno cominciato con spogliatoi e muri di recinzione, faranno tanto altro. Entro il 2026 finiranno questi lavori, quindi non è un'apertura perché è sempre stato aperto, ma è diciamo, un ammodernamento dell'impianto che ormai risale agli anni 90, quando ci sono stati i mondiali di Italia 90. Poi di altre aperture sinceramente non Se lo so. consideriamo che in teoria a dicembre dovrebbe riaprire Piano Stop al pubblico, quindi anche Miss Mary dovrebbe riaprire al pubblico. Al velodromo stanno facendo passi Al in velodromo avanti. si attende soltanto l'omologazione del terreno di Esatto. gioco per la disputa delle partite, perché l'Athletic si allena, l'ATF si allena, quindi Ah, poi c'è anche, mi hanno detto, Santa Flavia, non so se tu sai, incredibile. che Non mi parlate di Santa Flavia per favore, infatti, che è no, un colpo al un cuore colpo al proprio. cuore, sappiamo anche io, ai tempi ero molto legato per la scuola calcio, verrà utilizzato solo forse per gli allenamenti, però non sarà aperto né a partite ufficiali, non è omologabile per ora, per il momento le partite ufficiali, ma sarà in terra battuta, solo per allenamenti. Non si sa quando, ma è una questione di tempo, però insomma è già un modo per Fa un per po' di spazio per... restituire un Sì. po' di dignità a Sì, quell'impianto. anche perché lì a Bagheria ci sono Bagheria 90011 e Aspra come prime squadre, poi ci sono Fortitudo Bagheria, l'Accademia Bagheria, poi anche la Bagheria squadra, insomma sono Stava poco fa per iniziare una partita juniores alle 21, quindi ti faccio capire, per capire un po'. che poi la Juniors c'è il Bagheria alla Juniors, il 90011 c'è Juniors e Aspra E che l'Aspra. E subito dopo iniziava l'Aspra alle 21. quindi insomma È un programma fit, il comunale ci sarà da rifare appena riaprono la tribuna, poi c'è da lavorare sul Monterbus. qua parla di Santa Barbara, che sì, anche di questo so Sì, il Santa che Barbara di Cefalù, sì. a me è giunta notizia che a breve dovrebbe essere pronto, c'è il sintetico Sì. e diciamo che quella sarebbe veramente... Ora, nulla togliere allo stadio di Lascari, ma il Lascari Cefalù a Cefalù, magari con lo stadio pieno com'era, se vi ricordate, ai tempi Sì. di Sferruzza Moccior un Sì, paio di sì. anni fa, sarebbe tanta Sì, roba. sì. Va bene, detto questo, io penso che possiamo anche concludere quella che è la puntata, ricordando che già oggi sappiamo chi sarà il prossimo ospite qui il lunedì, Ma non ve lo diciamo. ma non ve lo diciamo. Diciamo che c'entra in un certo senso Bagheria, lo possiamo Sì, dire? sì, c'entra. C'entra in un certo senso Bagheria. E c'entra anche quello tra 2 settimane. E anche quello tra una Quindi settimana sarà c'entra con Bagheria. E quello tra 2 settimane? No, quello tra 2 settimane no. Novembre... Quello tra 2 settimane preparatevi Sì. perché Sarà ci un divertiamo. novembre tutto bagherese. Sì, sì. Un novembre A nerazzurro. base di sfinciò. Sì. Proprio all'ospite di lunedì, se lo vuoi portare, visto che Sì. andiamo in onda 20 e 30. Esatto. Non sarebbe male. Allora, Anche grazie Salvo Geraci annuisce. Esatto. Grazie Angelo per Grazie aver a voi, accettato e poi per diciamo la competenza delle tue risposte. è stato un piacere, era un po' che non ci vedevamo, per cui è stato particolarmente bello tornare qui. Siamo fortunati, Francesco, che l'abbiamo invitato la prima in classe. Cioè, quando l'abbiamo invitato era ancora secondo, quindi è arrivato Sì, qui diciamo da... Troppo, me l'hai detto prima della partita. Occhio all'effetto localcio perché domenica il Misilmeri dopo l'ospitata di Pico non ha perso, occhio perché... Però quando l'abbiamo invitato... Questo non me lo dovevi dire, però E tra ora, l'altro, in chiusura te la potevi e tra risparmiare. l'altro, siccome ricordiamo che il Bagheria trasmette le gare in diretta su Sport Easily, quando tutto va bene, ovviamente.
Spoiler, il telecronista di Bagheria Pulgatore sarà lo stesso di San Giorgio Piana Misilmeri, quindi ulteriori scongiuri. Quindi Francesco Camusso. Esatto. Vabbè. Dopo, vabbè. Vabbè, Angelo non è Scaramaccio. Sì, no, ma poi... Serenità. Il giusto. Serenità, mister. Serenità. Va bene, detto questo, un ringraziamento a Salvuccio, che in regia è sempre puntuale e preciso. Noi ci rivediamo lunedì prossimo, stesso posto, stessa ora. Ciao.